È una tragedia che fa stare col fiato sospeso anche il Veneto, quella di Haiti, rasa praticamente al suolo da un terremoto di forte entità poco più di 24 ore fa. Nell'isola caraibica, che è tra i paesi più poveri al mondo, infatti lavorano da molti anni anche alcuni volontari e religiosi del nord-est, la cui sorte fino a poche ore fa era sconosciuta a causa anche del blackout delle comunicazioni. Olivia Pia Colussi di Pordenone e Anna D'Angelo di Udine, le due sorelle salesiane friulane che ad Haiti collaborano con l'associazione di solidarietà Pane Condiviso a sostegno dei giovani haitiani, in un qualche modo sono riuscite a far avere notizia di sé. Ieri pomeriggio il figlio del guardiano della casa in cui le due consorelle alloggiano ha fatto sapere che stanno tutti bene. Salvo anche padre Giuseppe Durante di Montebelluna, missionario scalabriniano ad Haiti da 20 anni. Fortunatamente ieri padre Giuseppe, che ha creato un seminario e un pronto soccorso a Croix de Bouquet, pochi chilometri dalla capitale, ha fatto sapere di stare bene e di essere uscito indenne dalla tragedia. Più contrastanti le notizie su Maddalena Bertilla Sasso di Bassano, altra sorella salesiana in missione presso l'isola caraibica. Ieri pomeriggio la Fernesina l'aveva data per ricoverata in ospedale, salvo poi smentire per informare che in ospedale la sorella vi era per prestare aiuto ai feriti. Continuano invece a non esserci informazioni su Mariangela Fogagnolo, 67enne salesiana di Rovigo, mentre è riuscito a mettersi in contatto via mail con una collega della vicina Santo Domingo, il padovano Francesco Godetti, capo della rappresentanza dell'Unione Europea ad Haiti. Parole che hanno tranquillizzato i familiari, le sue, ma che purtroppo testimoniano e confermano una situazione apocalittica che da quasi 48 ore ha travolto quello che fino a ieri per tutti noi era un paradiso in terra. Ma il Veneto non è stato solo a guardare, angosciato la tragedia di Haiti, si è piuttosto già attivato per aiutare la popolazione colpita, dicendosi pronto, per bocca del proprio governatore Giancarlo Galan, ad inviare una task force formata da medici e chirurghi pediatri in caso di richiesta. La Caritas ha subito lanciato un appello per poter contribuire all'emergenza ed ha messo a disposizione 100.000 euro per i bisogni immediati. Un team di circa 10 persone in partenza per Haiti, mentre sono già presenti sul posto alcuni operatori di Caritas europee. Dalle informazioni ricevute, le diocesi a nord e sud del paese sembra non siano state colpite in modo grave e possano essere utilizzate per l'accoglienza degli sfollati, oltre che come base per lo stoccaggio degli aiuti. Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte tramite il conto corrente postale che vedete in sovrimpressione. La Croce Rossa italiana invita invece a donare tramite SMS al numero Pro Emergenza Haiti 48540.